a tutti, nuovo video spesa, benvenuti e bentornati su questo canale, sul mio canale. Allora, sono le 6 di sera, sono appena tornata dall'Eurospin e vi faccio vedere che cosa ho preso. Non ho fatto tantissima spesa, lo scontrino, ecco, mi dimentico ogni volta di prendere lo scontrino con me. Sono i prezzi e totale 37,23 €, quindi andiamo avanti con il farvi vedere che cosa ho preso. Allora, 2 bottiglie di questa cola che sinceramente io la trovo abbastanza simile alla Pepsi come gusto, secondo me. Questa era in offerta a 1,75 € allo stesso prezzo di 1,5 € e quindi era 59 centesimi a bottiglia, ecco. In offerta c'era la carta igienica, questa qui da 12 rotoli, quindi ho preso questa qui. Poi ho preso 2 confezioni di pane, questo è il pane che fanno qui da noi, infatti è del panificio Moreni, che è quello di Vodo di Cadore. E, siccome non mi piace andare in negozio qui a Borca a prendere il pane e poi non ho neanche tempo e la maggior parte delle volte lo si trova congelato se si va magari al pomeriggio, e quindi l'ho preso all'Eurospin e questo è di oggi, sono sicura. Poi una confezione di croissant alla bicocca, sempre i soliti per Franza, l'ho messa al contrario ma non importa, dentro ce ne sono 10, dovrebbero bastarli ma li fa fuori come niente. Poi ho preso 3 barattolini di yogurt alla vaniglia, so che questo yogurt è con lattosio ma alla vaniglia senza lattosio io non l'ho ancora trovato e quindi questo l'ho preso da aggiungere al frullato barra frappè che mi faccio la mattina quei giorni dopo le estrazioni dei denti. Siccome non posso mangiare niente di caldo mi sono presa questo da aggiungere, insomma. Poi ho preso anche questo qua da aggiungere, yogurt bianco. Poi ho preso lo sgrassatore disinfettante, non l'ho mai usato questo, per cui non so come sia. E banane che sapete non mi piacciono molto quelle dell'Eurospin, però lì sono andate, quindi ho preso quelle. I sacchetti, quelli piccolini per il congelatore, una barattolina di salsa tonnata che piace a Franz e 3 barattoli di latte senza lattosio, una cassa d'acqua di frizzante e 2 sacchi di lettiera di sabbia per i gatti. E Pepe stanno usando il tutto. Come altri acquisti ho preso le mozzarelle. Allora ho preso questa qui senza lattosio, 2 pacchetti e c'è dentro una mozzarella, vero? Sì, una mozzarella a pacchetto. E poi ho preso queste qua che sono invece con il lattosio, anche qui ce n'è una ma è bella grande e l'ho presa per Franz. Poi le mozzarelle mi trovo bene a mangiarle dopo appunto le operazioni in bocca perché sono abbastanza morbide e non serve che sto lì a masticare, quindi me le prendo per quello. Poi ho preso le alette di pollo che erano ancora in offerta a 1,99 € e a Franz piacciono molto queste qui, le preferisce a quelle del Lidl e finché sono in offerta io le prendo e queste qua le faccio al forno, le faccio andare un 20-30 minuti in forno. Poi ho preso una confezione di lattughino, giusto per averla in frigo, una scatola di pizze, questo qua è, ok, è caduto il gelato. Questo è il trio mozzafiato e ho preso questo perché era in offerta oggi, per cui se voi andate magari nel momento che vedete il video andate a vedere, non è più in offerta, sapete che il video è stato registrato prima e quindi io ne ho approfittato perché di solito costa un po' di più. E poi ho preso il gelato, ho preso il gusto crema, il gusto fior di latte e il cioccolato, quindi niente, questo è quanto. Il gelato serve a me per appunto tutto il periodo che andrò dal dentista e per mandar giù qualcosa, insomma. E poi, come sempre vi dico, ho comprato anche un gatto, si chiama Pepe e è nella borsa gialla. Sì, Pepe, ecco, grazie. Questo è tutto per questo video spesa. Ho preso delle cose che non avevate mai visto, ad esempio lo sgrassatore, lo yogurt, mi piace quello lì alla vaniglia, però non ve l'ho mai fatto vedere perché di solito non lo compro. E poi cosa vi ho fatto vedere di nuovo? Il trio delle pizze non so come sia, non lo so, perché io di solito il trio di pizze lo compro al Lidl, per cui non so come sia quello dell'Eurospin.
e vabbè, il gelato è molto dolce perché tutti, secondo me, l'ho detto in altri video, aspettate che mi giro, secondo me i dolci e anche il gelato dell'Eurospin sono dolci, sono veramente dolci. Si sente tanto lo zucchero secondo me, invece i dolci del Lidl sono meno zuccherati. Almeno questa è la mia impressione, poi non lo so, Quindi per questo video è tutto, vi faccio l'inquadratura generale, mancano alcune cose, ma vabbè, questa è l'inquadratura generale e noi ci vediamo al prossimo video spesa come sempre. Grazie per aver guardato questo, per essere sempre qua con me sul mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!